È stata picchiata mentre tornava a casa sua a Vigonza dopo essere uscita per incontrare alcune amiche. Vittima della violenza una giovane di soli 12 anni, finita al pronto soccorso di Padova dopo un'aggressione che sarebbe stata compiuta da una compagna di scuola assieme ad un'altra coetanea. La dodicenne, dopo aver salutato le due ragazze incontrate casualmente per strada, sarebbe stata afferrata per i capelli e colpita al volto, finendo per perdere i sensi. Una volta a terra sarebbe stata raggiunta da calci e altri colpi. L'intera scena sarebbe stata filmata dall'amica della baby bulla che era con lei. A scatenare la terribile violenza alcuni video postati sui social. Ci sono due aspetti di questa vicenda che ci lasciano veramente senza parole. Innanzitutto l'uso della violenza ingiustificata e che poi ha portato una ragazzina a avere dei giorni di prognosi e quindi dei problemi fisici, ma soprattutto l'atto di violenza che deriva da un conflitto collegato a dei video, a delle immagini che circolavano in rete, quindi abbiamo un vero e proprio caso di cyberbullismo. Come se non bastasse, la vittima sarebbe stata anche minacciata se avesse raccontato quanto accaduto. Sotto shock, la dodicenne è stata portata all'ospedale dai genitori che hanno presentato denuncia ai carabinieri, ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Un grave episodio che il sindaco Boscaro condanna fermamente, ma che allo stesso tempo non fermerà il lavoro dell'amministrazione su questo fronte. Continueremo come comune a investire nella formazione per rendere sempre più rari questi episodi che comunque richiedono il supporto e la presenza importante delle famiglie, perché dei ragazzini di 12-13 anni non hanno ancora la maturità e gli strumenti per poter gestire autonomamente i social media, e quindi noi abbiamo sempre aderito ai progetti di legge, alle proposte che sono arrivati anche dal Presidente del Veneto per vietare i social sotto una certa età, o ai 14 o ai 16 anni addirittura.